Buon giovedì sera, bentornati a Focus Verona Economia, la trasmissione di approfondimento di Radio Adige TV. Ogni settimana affrontiamo un tema specifico. Iniziamo parlando di scuola, di formazione, con tanti ospiti prestigiosi, li ringraziamo fin da subito e partiamo a presentare coloro che sono in studio con noi. Partiamo da Elisa Lapaglia, assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona. Benvenuta. Buonasera a tutti voi. Abbiamo il professor Federico Schena, ordinario di scienze motorie, ma delegato in particolare alla didattica e allo sport dal magnifico rettore Pier Francesco Nocini. Stiamo parlando dell'Università di Verona, chiaramente. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. E poi abbiamo Damiano Ceschi, che è direttore della cooperativa Cultura e Valori e anche dirigente scolastico delle scuole Perucci di Marzana. Benvenuto. Grazie e buonasera a tutti. Avete capito chiaramente che si parla, l'ho detto in premessa, di scuola, di formazione. Qualche giorno fa in Gran Guardia un grande evento dedicato a questo tema. Vediamo immediatamente una foto, un bel taglio del nastro. Qui l'assessore Lapaglia assieme al sindaco Damiano Tommasi, insieme ai rappresentanti della diocesi, della questura di Verona e tanti altri. Perché? Perché si è svolta appunto la 22esima edizione delle giornate della didattica, un appuntamento importantissimo, durato 6 giorni se non sbaglio, e in cui si sono affrontati i temi principali con tanti eventi. Ma lasciamo la parola all'assessora che ci parla di questo grande evento che mette davvero una lente di ingrandimento sui temi principali che riguardano il mondo della scuola. Sì, sono diventate le giornate della didattica un vero e proprio festival dell'educazione, quindi hanno l'obiettivo primario quello di formare e motivare le insegnanti e gli insegnanti ad inizio anno scolastico e si aprono per tutta la comunità educante. Quindi sono stati giorni in cui sono venuti veramente illustri formatori di cui siamo veramente molto grata. C'è stato un mix tra docenti universitari, l'Università di Verona molto coinvolta, ma anche gli stessi insegnanti che si sono messi a disposizione con laboratori specifici per i loro colleghi. Assieme a questo 150, quindi erano più o meno 70 talk in 6 giorni, e il martedì erano 4 sessioni parallele, veramente un'ampia offerta di quelle che riteniamo essere le migliori pratiche anche da un punto di vista didattico e pedagogico a beneficio di tutte le nostre scuole, oltre alle 150 attività del territorio, associazioni e quant'altro che da sempre caratterizzano storicamente questo importante evento del nostro comune, offrono attività per le scuole. La vediamo in questa foto impegnata sul palco della Gran Guardia perché in occasione di questa manifestazione, di questo evento, è stato presentato anche il risultato di un anno, no, del patto di collaborazione territoriale, un'alleanza educativa tra il territorio e le scuole, tra l'altro certificata dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, INDIRE. Cosa è emerso da questo anno di sperimentazione? Allora, siamo stati riconosciuti proprio come un nuovo metodo ed approccio sui patti educativi territoriali. Noi abbiamo creato un patto di collaborazione tra il comune e le principali istituzioni, quindi l'ufficio scolastico provinciale, la prefettura, la diocesi, la questura e il comune di Verona. A cascata poi, che davano gli obiettivi principali da seguire e gli indicatori per misurare l'efficacia di questi patti. I patti educativi territoriali sono uno strumento preziosissimo di interazione e di integrazione dell'attività didattica tra la scuola e il territorio, dove però deve essere il focus, deve essere appunto il benessere di studenti e studentesse, la lotta alla povertà educativa. In questo hanno partecipato alla formazione di quest'anno ben 14 istituti comprensivi. Io sono veramente entusiasta. Questo ha permesso di far emergere quella che è una ricchezza grandissima del nostro territorio e delle nostre scuole, in questo caso scuole pubbliche e statali, ma anche poi le paritarie, perché tramite la diocesi questo è l'ampliamento, e questi patti hanno fatto sì che le scuole prioritariamente potessero confrontare le loro migliori progettualità tra loro, quindi l'educazione peer-to-peer quindi è estremamente efficace anche in ambito scolastico, e quindi ecco, siamo molto orgogliosi che poi Rai Scuola abbia documentato tutto quest'anno di lavoro, e adesso sono chiamati coloro che hanno anche seguito per noi questa avventura a proporla all'intero paese.
Poi torneremo a parlare anche di benessere degli studenti e quant'altro. La scuola, lo sentiremo nella premessa della clip che seguirà, spesso viene vista come un ambiente stantio, un po' fermo. In realtà si lavora molto. Il Covid ha permesso ai noi purtroppo un'accelerazione per quanto riguarda il digitale, ma non ci si è fermati lì. Sentiamo infatti cosa ci racconta Mariangela Icarelli, che è coordinatrice del Collegio dei Dirigenti Scolastici di Verona, nonché anche dirigente scolastica del liceo statale Galileo Galilei. Spesso la scuola viene in qualche modo etichettata come un ambiente un po' stantio, dove non ci sono grandi rivoluzioni, grandi aggiornamenti. Invece una forzatura c'è stata evidentemente durante l'emergenza Covid. Grazie anche a quell'emergenza è nato il PNRR e grazie a questo strumento straordinario la scuola ha delle carte che si può giocare e si sta giocando. Anche voi, insomma, entrate in questa partita e in particolare per innovare il mondo della scuola. Partiamo da qui, professoressa. Sì, è un tema molto ampio. Sicuramente l'esperienza del Covid ha segnato profondamente le scuole, ma in qualche modo ha indotto gli istituti di ogni ordine e grado ad affrontare un cambiamento epocale, direi, e quindi ci ha costretti ad innovare rapidissimamente la didattica, passando da una didattica in aula, no? Una didattica in presenza ad una didattica a distanza. Tutti i docenti hanno in qualche modo affrontato questa grandissima novità, no? E hanno dovuto modificare rapidamente i loro strumenti. Usciti dall'emergenza pandemica, tutte le scuole hanno ricevuto dei finanziamenti molto importanti con fondi europei, quindi con fondi PNRR, proprio sui temi dell'innovazione degli ambienti di apprendimento, ma anche innovazione delle metodologie didattiche e anche innovazione nella formazione degli studenti. Ecco, questi tre grandi filoni di investimento hanno interessato le scuole ed è su questo che noi stiamo lavorando in questo periodo. Professor Schena, veniamo a lei. Diceva Icarelli, insomma, la necessità di evolvere la didattica anche per necessità, chiaramente in epoca di Covid, ma questo è stato uno stimolo in qualche modo per proseguire, andare avanti, e l'Università di Verona ha dimostrato di riuscire a stare con il passo con quella che è l'organizzazione sociale del mondo del lavoro, che corre velocemente in maniera, poi parleremo di intelligenza artificiale, insomma, ma quello lo vedremo dopo. Ecco, ci parli di questa evoluzione importante che c'è stata negli ultimi anni. Il mondo è sempre più complesso ed articolato e la formazione di conseguenza non può essere ferma e deve forse addirittura precedere, non solo adeguarsi, precedere, e lo fa soprattutto attraverso gli strumenti della ricerca in università, e l'università è la sede della ricerca, diciamo, come mandato istituzionale e come scelta. Quello che ha fatto l'Università di Verona in questo contesto, il Covid è già stato ricordato, è stato proprio quello di mettere a sistema alcuni cambiamenti e da lì partire per proseguire, incrementare ulteriormente l'offerta formativa secondo due filoni importanti che a noi sembrano ragionevoli, che sono stati quelli che il rettore Nocini ha voluto dare all'azione dell'Università di Verona negli ultimi anni. Il primo è stato certamente quello di continuare a rinforzare aree in cui siamo scientificamente solidi, anche riconosciuti a livello internazionale, per potenziare ancora questo ambito e renderlo effettivamente duraturo e continuo. Ma il secondo, forse ancora più interessante per il territorio e per la società, è stato quello di ampliare le offerte formative, dare nuove opportunità, nuove aree che non esistevano a Verona,
togliere la necessità di spostarsi a Verona, guardando anche all'allargamento, poi magari parleremo anche di numeri, all'allargamento dei numeri, perché l'università pubblica è un servizio, quindi deve mettersi a servizio dando al numero più alto possibile di studentesse e studenti l'opportunità di coltivare interessi, passioni, sogni, in un contesto però formalmente solido, perché poi c'è il rischio, formazione oggi le fanno in tanti, c'è anche il rischio di avere una formazione che non porti al risultato. Ecco, noi cerchiamo di avere invece questa base solida e naturalmente la collochiamo in che cosa? Anche un'attenzione attraverso strumenti di didattica innovativa e tecnologicamente avanzata di venire incontro ad esigenze diversificate, a necessità, forse anche ad una visione numericamente diversa. È chiaro che se noi facciamo università per pochi possiamo anche tutto sommato essere abbastanza riduttivi negli strumenti. Se l'università deve, come deve essere, diventare per molti, l'università deve essere in grado di cogliere le esigenze, dare risposte positive e sostanzialmente mettere tutte e tutti nella condizione di completare il percorso, ovviamente fatto salvo un po' di impegno, perché quello non possiamo toglierlo. Grazie professore, torneremo da lei tra poco. Torniamo invece ancora da Icarelli, perché parleremo di scuola 4.0 e della creazione di ambienti di apprendimento innovativi, un po' ciò che è stato un po' anticipato, ma sentiamo. Tutto questo ha un nome, Scuola 4.0 se non sbaglio, e partiamo un po' da uno dei primi filoni, appunto, ne ha citati 3, ma il primo è quello più importante forse, no? La creazione di ambienti di apprendimento innovativo, una sfida, dicevamo, anche uno stimolo a rinnovare i laboratori, le aule, insomma con l'acquisto anche di materiale aggiornato, quindi una grande effervescenza, non so come dire, anche negli ambienti scolastici per poter essere al passo. Sì, siamo partiti circa 2 anni fa con un finanziamento molto importante che tutte le scuole hanno ricevuto nell'ambito di questa progettualità Scuola 4.0. I percorsi che dovevamo in qualche modo affrontare e progettare erano, da una parte, la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, dall'altra l'implementazione o la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro. Ovviamente questo ha rappresentato per tutte le scuole una grande opportunità di investimento, ma anche un lavoro estremamente impegnativo e direi anche raffinato di progettazione, perché si trattava di progettare ambienti di apprendimento innovativi e poi di realizzarli davvero, quindi contattare fornitori, avere le idee chiare su che cosa si volesse innovare e poi quali innovazioni alla metodologia didattica si potessero agganciare a questi nuovi ambienti di apprendimento. Questo è stato il primo grosso progetto PNRR che ha interessato le scuole. Su questo stiamo ancora lavorando, abbiamo credo tutti realizzato gli ambienti di apprendimento, stiamo ora rendicontando, perché questi progetti PNRR ovviamente hanno una loro specificità. Lavoriamo su piattaforme digitali, dobbiamo ovviamente seguire delle procedure molto rigorose e rendicontare. Direttore Ceschi, abbiamo parlato di tempi che cambiano, parleremo anche di approccio nei confronti degli studenti che evidentemente va aggiornato, parleremo anche di formazione per i docenti perché c'è anche questa partita in corso. Che riflessione si sente di fare su questi primi argomenti che abbiamo affrontato, parlando in particolare di educazione? Ecco, un po' in generale io direi questo, rappresentando insomma una cooperativa che ha scuole che partono dalla prima infanzia fino alle superiori. Ecco, è evidente che il contesto di tutti i giovani, dai bambini dell'infanzia in poi, è profondamente cambiato. È evidente che non si può avere un approccio come si aveva 20 anni fa ai ragazzi.
È evidente anche che bisogna trovare degli strumenti, secondo me, per lavorare anche sull'umanità dei ragazzi, perché ragazzi e ragazze di domani si troveranno a governare, io mi auguro, degli strumenti, non a subirli come a volte abbiamo la percezione. Quindi secondo me la formazione degli insegnanti va fatta proprio a tutto campo, conoscere gli strumenti moderni, ma trovare anche un tipo di approccio che permetta di lavorare sull'umanità dei bambini, dei ragazzi e degli studenti più grandi, in modo da saper gestire poi tutti questi strumenti e non subirli. Ecco, quindi almeno le scuole in cui lavoro io, che hanno ereditato una tradizione culturale di ispirazione cristiana, hanno il dovere, a mio avviso, ma un po' tutta la scuola, insomma, di coltivare molto l'umanità di base e inserirla nel contesto nuovo per imparare a gestirlo. Quindi c'è tutto un aspetto anche etico che magari riprenderemo poi parlando di intelligenza artificiale brevemente. Abbiamo voluto far intervenire anche in questa puntata un paio di istituti storici a conduzione, direi, quasi familiare, perché così si tratta. Sono due istituti privati che però dimostrano in qualche modo anche una perseveranza nell'impegno per il territorio. Partiamo con Raffaella Cristini e il figlio Giacomo Fontana Cristini, ovviamente rispettivamente figlia e nipote di Italo Cristini. Molti di voi magari conoscono questo nome, fondatore dell'Istituto Design Palladio, venuto a mancare proprio recentemente, qualche giorno fa, e nel 1983 diede vita a questa esperienza formativa. Sentiamo il ricordo appunto della figlia e del nipote. L'Istituto Design Palladio è un'eccellenza. Io partirei subito ricordando la figura di Italo Cristini, nonno di Giacomo e padre di Raffaella. Lo vediamo qui dal sito appunto dell'Istituto Palladio, dove viene riportata anche una nota storica. Fu lui nel 1983 a creare il primo corso di grafica pubblicitaria e a dare là a quello che oggi è davvero un istituto che dà un'offerta formativa molto ampia. Chi meglio di lei, Raffaella, può ricordare la figura del compianto padre che purtroppo ci ha salutato qualche tempo fa e che ha lasciato un'eredità molto importante? Certo, sì, proprio nel 1983 il papà storico grafico veronese, e non solo, perché aveva lavori anche sia all'estero e anche in Italia, non avendo proprio in agenzia personale da inserire, da far continuare il lavoro, ha pensato di impiantare, di creare, di progettare una scuola con proprio il primo corso di grafica pubblicitaria. A quel tempo si chiamava grafica pubblicitaria, e da lì è nato poi tutti questi lunghissimi 40 anni, ma bisognerebbe scrivere un libro per raccontare effettivamente tutto quello che è successo. Siamo entrati di fatto nel 41esimo anno scolastico, da poco abbiamo concluso il 40esimo. Prima di passare un po' all'offerta formativa, vorrei proprio anche proseguire un attimo con questo aspetto, perché è fondamentale. Un istituto, un'azienda di fatto a conduzione familiare, Giacomo rappresenta la terza generazione, un ricordo del nonno in particolare, sempre nell'ambito della formazione, nell'ambito della scuola, diciamo, tra i tantissimi ricordi che ha, ovviamente qualcosa che le rimane particolarmente impresso? Beh, i ricordi sono tanti, e rimanendo, diciamo, in ambito più professionale, mi ricordo che gli ultimi anni che ha vissuto, mi pare 2 o 3 anni fa se non sbaglio, nel momento in cui io sono veramente entrato e abbiamo fatto, diciamo, il passaggio del testimone in un certo senso, e gli avevo proposto e chiesto come lui avrebbe reimmaginato il logo dell'IDP nel caso per rappresentare questo passaggio generazionale, e lui mi disse che dovevo fare un qualcosa che secondo lui fosse nuovo,
che fosse un qualcosa di costantemente in aggiornamento e che lui a quell'età non me lo voleva dire. Penso che sapesse quale sarebbe stata la strada più giusta, il luogo più corretto o quant'altro, però non me l'ha detto, probabilmente per spingermi in avanti, e non l'ho ancora trovata la risposta, devo dire, però sono grato che mi abbia lasciato con questo, diciamo, indovinello quasi, perché mi spinge ogni giorno a dire: è uno ma stimolo. se potessi fare qualcosa di diverso, cosa farei? Ecco, Assessora La Paglia, abbiamo sentito anche questo ricordo, un'assunzione di responsabilità da parte di Italo Cristini, che poi prosegue anche con le generazioni successive. Lei parla spesso di comunità educante, come dire, dica se sbaglio, ognuno dovrebbe fare un po' il proprio ruolo per creare un benessere diffuso degli studenti. Sì, allora, intanto la scuola è già di per sé una comunità e quindi è fatta dagli studenti, studentesse, dal corpo insegnanti, dal personale, collaboratori scolastici, ma dalle famiglie. Non a caso il presidente del consiglio d'istituto è un genitore, rappresentante dei genitori, e l'alleanza educativa nasce in primis tra queste figure. E ci agganciamo a tutto il territorio che deve trovare il giusto equilibrio di dialogo con questo mondo scolastico per focalizzarsi su questo obiettivo del benessere, perché a volte il territorio chiede alla scuola e non si chiede che cosa può dare alla scuola. E questo appunto io penso che il metodo migliore di trovare questo equilibrio, e ognuno nelle proprie responsabilità, sia quello dei patti. Ma non è solo questo. Noi abbiamo fatto per esempio uno studio molto importante, un'analisi attraverso questionari, quindi un dialogo diretto, una forma anche metodologica molto efficace di dialogo con i singoli studenti. Abbiamo coinvolti i ragazzi di seconda media sul tema delle loro autostime, e i risultati, che sono estremamente interessanti, ci permettono anche adesso dei percorsi individuali, oltre che aver fatto emergere alcuni bisogni collettivi, ma anche molto differenti da zona a zona della città. Ora, la cura di molte delle questioni che vengono poste e che sono emerse sta nelle relazioni positive che questi ragazzi possono, e noi vogliamo aiutarli a intraprendere con il territorio. Vuol dire associazioni sportive, associazioni di volontariato, realtà culturali che possono, con la loro parte componente artistica, che sia teatro, musica o arti varie, offrire quello che è una dimensione collettiva, perché il bisogno di socialità è uno dei bisogni primari di quell'età, e il Covid penso lo abbia insegnato a tutti noi, per chi ancora non lo sapesse. E in più appunto c'è bisogno di queste relazioni forti, solide e positive, non solo all'interno del gruppo classe, ma possono essere molto più varie nel gruppo del quartiere, eccetera. Non è scontato che tutti le intraprendano. Ci sono, noi nelle famiglie di oggi, ed è una delle dimensioni che sta nella comunità educante, quella della famiglia, sono presenti delle novità, delle difficoltà nella conciliazione dei tempi di lavoro per la non flessibilità del lavoro di oggi, per esempio, per i tempi dei lavori di oggi. C'è un tema di fragilità di famiglie variamente composte per tutte le, veramente sono tante e varie le casistiche che oggi un insegnante si trova in classe, e allora questa moltiplicità di situazioni come dire, richiede anche, e ripeto, a volte anche il quartiere fa la differenza nell'offerta, però ecco, se noi guardiamo e sappiamo come comune, come territorio, offrire questa ricchezza che per fortuna il nostro territorio ha, in termini di, adesso scusate se uso questo riassunto di relazioni positive, ma veramente la varietà delle opportunità che si possono offrire ai ragazzi sono tante, ebbene però questo dialogo non può essere lasciata la scuola da sola a procurarsela, perché per 1000 ragioni la scuola ha una dirigente che può cambiare ogni 3 anni, situazioni complesse al proprio interno, e quindi
noi stiamo semplicemente favorendo questo dialogo tra la ricchezza che c'è dentro la scuola e la ricchezza che c'è sul territorio. La sinergia genera delle opportunità eccezionali. Grazie Assessora, torneremo da lei tra poco. Continuiamo con ricordare alcuni riferimenti storici, in particolare nel 48 sempre a Verona, sempre grazie un po' alla spinta propositiva di una coppia, un marito e una moglie, i coniugi Nalini, nacque l'Istituto Aleardo Aleardi International School of Verona. Sentiamo il ricordo di Goffredo Di Palma, che è un docente appunto di questo istituto. Ci tenevo a partire con un riferimento storico, perché pensare al 1948, quando l'Italia era praticamente uscita da poco dal secondo conflitto mondiale, e trovare nella nostra città due persone che intuirono che nella formazione ci poteva essere un futuro, una crescita, uno sviluppo per la nostra città e non solo, fa pensare. Non era così scontato allora. Se potessimo tornare indietro, forse i pensieri sarebbero stati anche altri, no? In quel periodo, e invece ci fu questa intuizione. Sì, devo dire che è un'intuizione che poi ha avuto tra l'altro un percorso lungo, costantemente innovativo, che poi è sfociato in tanti progetti, tra cui ovviamente spicca la scuola internazionale, che oramai compie 30 anni a breve, ma che è proseguito con il contributo delle figlie Maria Grazia e Luciana, l'attuale preside, con la quale effettivamente ogni anno portiamo al centro delle nostre discussioni, conversazioni e progettualità proprio l'innovazione. Professor Schiena, si innova anche aumentando il ventaglio di proposte formative. L'Università di Verona, adesso ricorderemo anche qualche numero, ha delle percentuali che, se fosse un'azienda, evidentemente farebbero gola a chiunque, a qualsiasi imprenditore. Battute a parte, qui vediamo tra l'altro una foto del luglio scorso, quando presentò proprio l'offerta didattica per l'anno accademico 2024-2025, che è partito appunto il 10 luglio. Dicevamo, tanti nuovi corsi, un numero di iscritti che cresce sempre di più. Questo significa che l'università continua ad investire nell'innovazione, nella ricerca e anche nel cercare di intercettare esigenze e cambiamenti. Cerchiamo di dare una risposta positiva alle esigenze che la società esprime, in particolare quella veronese, ma non solo. Ovviamente l'Università di Verona raccoglie studenti della città, della provincia, raccoglie molti studenti anche da fuori provincia, anche da fuori regione, e lo fa con una scelta di allargamento del novero degli ambiti, delle discipline coperte. Lo fa cercando di stare con attenzione verso le richieste che studentesse e studenti portano, ma soprattutto lo fa con un dialogo costante con i diversi ambiti sociali, che sono quello produttivo è uno, ma c'è anche quello c'è quello sociale, c'è quello della vita, anche delle attività primarie. Non dimentichiamo poi che quella è una vocazione molto forte a Verona, che nessuno vuole perdere, anzi vorremmo ulteriormente potenziare. Lo facciamo certamente, già ricordato, insomma, con attenzione ai numeri che sono aumentati in modo veramente significativo, anche in un contesto in cui non è stato facile mantenere l'attrattività e dare risposte, e pensiamo che questo sia una soluzione giusta. Oggi la società, l'organizzazione sociale ha bisogno di competenze qualificate. A me verrebbe a dire che la cittadinanza ha bisogno di competenze qualificate, quindi forse pensare a una formazione terziaria che sia propria di un numero più ampio di ragazze e ragazzi di domani, adulti che poi faranno la società di domani, credo che sia assolutamente importante. Noi l'abbiamo fatto tra l'altro con alcune scelte anche assolutamente innovative, che sono state fortemente spinte dal rettore Nocini, per esempio consorziarsi con altri atenei, cosa che non è
scontato, non è facile, il Ministero dice che bisogna farlo ma non ti incentiva. Invece abbiamo fatto accordi con Trento, accordi con Modena, che hanno per esempio dato grandi risultati e ci permettono ogni anno di portare 4, 5, 6 corsi nuovi all'anno, che vuol dire oltre 30 corsi in questi 5 anni di lavoro, che sono veramente un numero molto molto grande e che quindi danno opportunità di sviluppo. Certamente questo si associa a un'attenzione a mantenere comunque la qualità della didattica. Tra l'altro devo ricordare che l'università è controllata dal Ministero in modo puntuale, ogni 5 anni c'è una cosa che si chiama accreditamento periodico, l'avremo quest'anno a novembre, quindi sarà una bella sfida per noi dimostrare che siamo stati capaci di mantenere qualità aumentando la quantità. Si dice che non si può fare se si ha una strategia ben precisa e un lavoro di comunità educante e anche la comunità universitaria che si mette in gioco assieme per raggiungere questi tipi di obiettivi. Cerchiamo di farlo proprio con uno stile di servizio al territorio, perché pensiamo che, e qui mi riallaccio al discorso economico, insomma è ben noto che l'aumento del livello di formazione fa la differenza della ricchezza di un territorio, di una popolazione, quindi noi cerchiamo di avere un nostro ruolo in questo contesto. L'università che sfiora, ha superato i 29.000 iscritti, sfioriamo i 30.000, siamo partiti da una base qualche anno fa di 25 più o meno, se non sbaglio. Forse abbiamo arrivati 22, quindi siamo cresciuti. Abbiamo dei vicini peraltro ingombranti, non dimentichiamoci Padova, di cui noi diamo molto rispetto, assolutamente, Trento, che è un'università che sta crescendo, però appunto noi cerchiamo di essere attrattivi, di crescere e crescere soprattutto offrendo a studentesse e studenti delle reali opportunità di studio, di trovare risposta ai propri interessi, alle proprie passioni, perché questo, quando lo studio è passione, è l'apprendimento più forte, più vero, più sincero. 12 nuovi corsi di laurea soltanto quest'anno, ma a proposito di offerta innovativa, sentiamo una curiosità anche che riguarda l'Istituto di Design Palladio, perché c'è un corso che è veramente di moda, sta avendo un bel successo, se ne parla Raffaella Cristini. Sono tutti nell'ambito della comunicazione, quindi dalla vecchia grafica, appunto, che adesso è graphic design, dobbiamo sempre dare questi titoli inglesi, poi l'interior, l'illustrazione, e diciamo quelli un pochino più tradizionali. Poi passando anche da corsi, siamo l'unica scuola che facciamo corsi di tattoo design. È veramente un successo, perché stiamo riempiendo ancora il terzo corso di quest'anno, insegniamo più il disegno per il tatuaggio, quindi anche questo è una cosa veramente innovativa, perché siete al passo anche con i nuovi trend, le nuove tendenze. Abbiamo fatto che riprenderemo i corsi di game design, quindi anche materie o professioni che insomma non ci sono, ecco, proprio siamo molto. Siete sempre stati pionieri, insomma, dicevamo già a partire dagli anni '80. Esatto, sì. Sappiamo che esiste anche un corso di tattoo design, visto che molte persone scelgono il tatuaggio anche come forma di espressione e di comunicazione. Ceschi, formazione importantissima anche per i docenti, ma non solo, è un aspetto a cui come cooperativa tenete moltissimo. Sì. Tornando alla base, insomma, no? Tornando alla base, perché dopo i numeri e le grandi eccellenze della nostra università noi ci occupiamo di nuovo di partire dalla base, no? Quindi mi collegherei al discorso molto felice del benessere delle studentesse, degli studenti, dei bambini, delle bambine, perché una formazione degli insegnanti deve partire da questa idea, a mio modo di vedere. Si può formarsi a tutto campo, su tutti gli orizzonti, su tutte le innovazioni, ma dobbiamo tener conto prima di tutto di questo. Quindi
formare gli studenti in vista di creare benessere a scuola, secondo me, parte dal creare benessere tra gli insegnanti. Cioè dobbiamo creare degli ambienti di lavoro, delle comunità educanti in cui gli insegnanti entrano volentieri, stanno volentieri assieme, perché quella è la prima base per costruire poi e per trasmettere questo agli studenti. Ecco, io ho avuto la fortuna di conoscere a Verona diverse reti di scuole che lavorano insieme su questo, sull'innovazione tecnologica, ma senza dimenticare di mettere alla base questo. Vorrei citare il Polo Europeo della Conoscenza, di cui facciamo parte anche noi, dirigenti scolastici molto illuminati. Io sono amico di Alessio Perpolli, non so se di Bosco Pesanuova, che è un innovatore a tutto campo, però lui parte dal mettere insieme gli insegnanti a fare anche delle esperienze di vita, di tempo libero, perché da questo poi possiamo costruire veramente anche un'innovazione seria che mira a soddisfare i bisogni di studenti e studentesse che vivono nella società di oggi, ma con alla base degli elementi, come dicevo prima, di umanità che permettano di sentirsi sereni in quello che si vive, ecco. Nella foto del taglio del nastro lo vediamo, visto che l'ha citato Alessio Perpolli, che tra l'altro ha dei record, è il primo a destra qui nella foto, perché insomma dirige, se non sbaglio, l'istituto comprensivo più ampio della provincia di Verona e anche il più numeroso come plessi scolastici, quindi una sfida abbastanza importante, ma affrontata, diciamo, con spirito e con grande decisione da parte di Perpolli, che salutiamo. Andiamo a sentire nuovamente Goffredo Di Palma, perché i tempi cambiano rapidamente, dicevamo, però al centro rimane sempre lo studente, un po' e anche l'aspetto umano, ciò che sottolineava poc'anzi Ceschi. Ascoltiamo. Stanno cambiando molto rapidamente i tempi, no? La tecnologia sta introducendo nuovi paradigmi, sta arrivando prepotentemente l'intelligenza artificiale e questo sta condizionando, nel bene e nel male, diciamo, a noi piace pensare più nel bene che nel male, anche il mondo della scuola. Tornando però alle intuizioni che sono attribuibili a questa scuola, a questo istituto, dal 1996 esiste appunto il liceo internazionale, unico a Verona. Qui vediamo anche sempre sul sito la pagina dedicata a questo indirizzo, che è sicuramente una ciliegina sulla torta per voi e vi permette di avere anche delle collaborazioni internazionali di rilievo, oltre che a delle certificazioni, pensiamo nel mondo linguistico, insomma dell'apprendimento della lingua, sicuramente uniche a Verona. Sì, diciamo che questo è un tema per noi essenziale per garantire anche agli studenti un collegamento costante col contesto esterno. Il contesto esterno per noi, è anche questo in continua evoluzione, significa fare in modo che i nostri studenti, accompagnati, facilitati, ma insieme a noi interpretino quello che succede al di fuori. Oggi è inevitabile, non si può chiudere sotto una campana di vetro uno studente e un docente, chiunque non si può chiudere, e quindi è molto meglio avvicinarlo, e questa condivisione tra docenti, tra corpo docenti e studenti del contesto esterno poi si traduce però in strategie che invece vanno proprio all'individuo. Per noi lo studente è un individuo, lo mettiamo sempre al centro. Diciamo che non siamo un appassionati delle generazioni o delle generalizzazioni, e quindi questo perché? Perché vogliamo alla fine che i nostri studenti escano dal percorso di studi dotati di un pensiero critico, soprattutto capacità di leggere e interpretare e poi formarsi un'opinione, e con la giusta dose di consapevolezza e autostima che gli permette di affrontare il mondo che li aspetta, perché questo è un elemento chiave, e quindi per questo è un lavoro ininterrotto di aggiornamento, di acquisizione di nuovi strumenti, di nuove tecniche e di grande dialettica interna.
Assessora, lei prima di tutto è un'amministratrice pubblica, un'assessora del Comune di Verona, parlando di sfide insomma che interessano la cittadinanza, la comunità, e quanto sia importante anche far crescere le nuove generazioni con questo spirito critico di cui ci parla Di Palma e che ha anticipato insomma anche il direttore Ceschi. Penso che sia fondamentale fare un accenno anche su questo aspetto, no? La centralità dello studente, la nascita di questo pensiero che permette anche di essere cittadini migliori, probabilmente. Sì, a me viene in mente che per esserlo bisogna anche realizzarsi, e quindi il tema di offrire la miglior educazione e formazione didattica per lo sviluppo del proprio potenziale, rimuovendo quegli ostacoli di povertà educativa, di povertà materiale che gli impedirebbero questa realizzazione del sé, è quello che attiene appunto alle istituzioni, all'ente locale, alle istituzioni di cui abbiamo parlato fino ad adesso. In questo, se c'è questo pieno sviluppo del potenziale, arriva poi con tutti quelli che sono gli strumenti didattici che abbiamo a disposizione, e che io citerei il primo, che forse viene appunto, non è nuovo, ma ci dobbiamo ricordare di utilizzarlo perché provava a ricordarcelo già Don Milani, è quello del fare esperienza, ma che fosse la lettura critica dei quotidiani nella scuola di Barbiana, o il fatto di andare a praticare le cose che si studiano, cercando l'applicazione anche diretta per vedere se davvero funziona così. E cioè è un po' come dire, dobbiamo avere il rispetto di questi studenti e studentesse, proprio perché è il mondo adulto che li mette nelle condizioni di potersi realizzare al meglio. Allo stesso tempo, se lo facciamo bene, c'è il senso di responsabilità, c'è il pensiero critico, c'è tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Insomma, potremmo stare qui veramente tutta sera affrontando questi temi. Solo un passaggio forse su un tema del pregiudizio. Noi come comune abbiamo circa 600 insegnanti nello 06 tra asili nido e scuole dell'infanzia, circa 54 servizi di erogazione diretta, e spesso questo tema dell'innovazione, del che cosa fare, del digitale, abbiamo appena fatto una formazione, insomma il tema a volte però è ricordarci che in questa fase di età in realtà gli stimoli motori, ricordo qui il dottor Schena, la natura, ci possono offrire più di qualsiasi altra esperienza data da mondi realtà virtuali. Allora davvero non ci dobbiamo anche, approfittando di chi ci insegna queste cose, tornare alle basi, perché se il neurosviluppo ci dice qualcosa è anche che ogni fase dello sviluppo ha i suoi tempi e i suoi giusti stimoli, e quindi non dobbiamo farci prendere a volte da mode che invece non sono rispettosi di quella fascia di età. Ha fatto bene a sottolineare anche questo aspetto, perché poi parleremo anche dicevamo in conclusione, di intelligenza artificiale, che ovviamente può essere vista sia come minaccia o come opportunità, dipende un po' dai punti di vista. Chiaramente ciò che ha sottolineata, assolutamente. Sentiamo di nuovo i Carelli, perché sulle nuove tecnologie, sull'intelligenza artificiale, sulla formazione anche per i docenti ci sono fondi. Sentiamo. Tra l'altro investimenti importanti anche nella formazione. Partiamo dalla formazione per il personale scolastico, che evidentemente deve essere aggiornato perché i tempi cambiano molto rapidamente, le nuove tecnologie, si parla di intelligenza artificiale, non solo, quindi bisogna davvero correre e rimanere sempre un po' sul pezzo, come si dice nel gergo giornalistico. Sì, è vero, e dopo questo avvio
quasi impetuoso con Scuola 4.0, PNRR ha dato alle scuole una serie di finanziamenti, anche questi direi importanti, sul tema della formazione, partendo proprio dalla formazione dei docenti. Principalmente sulla transizione digitale e sull'innovazione digitale della didattica, quindi con metodologie diversificate, perché questa progettualità PNRR prevede la realizzazione di laboratori sul campo per piccoli gruppi di docenti in presenza, ma anche di percorsi formativi che possono essere fatti online o lavoro cooperativo in comunità di buone pratiche tra i docenti, quindi c'è la possibilità di lavorare in tanti modi diversi su questi temi dell'innovazione digitale della didattica, con l'idea che i docenti debbano affrontare questo nuovo orizzonte, no, del mondo digitale e dell'intelligenza artificiale. Ecco, questo è un ambito in cui è stato molto complesso progettare, ma in cui i docenti hanno manifestato una grande curiosità e interesse, proprio perché vivono la possibilità di avere strumenti in più per comprendere il mondo contemporaneo e i ragazzi. Abbiamo chiuso questo capitolo della formazione, dicevamo tema dell'intelligenza artificiale, ma non solo, insomma nuove tecnologie più come minaccia o come opportunità. Torniamo di nuovo da Di Palma per il suo intervento conclusivo che affronta proprio questo tema, poi ne parleremo anche con il professor Schena. Parlavamo prima tra le righe di innovazione e di intelligenza artificiale, soprattutto l'Istituto Aleardo Aleardi come si sta approcciando a questo nuovo scenario, a questo nuovo orizzonte che da un certo punto di vista può anche spaventare, ma dall'altro può davvero mettere a disposizione anche degli studenti delle grosse opportunità. Sì, no, deve essere un'opportunità, deve essere evidentemente non filtrata, non centellinata, ma deve essere appunto affrontata con spirito critico. Bisogna essere consapevoli prima noi come docenti di quelli che possono essere i principali rischi, ma anche le principali opportunità, e per questo dobbiamo aggiornarci, facciamo dei corsi di aggiornamento in merito, ma soprattutto poi dobbiamo avviare delle attività molto specifiche. Quest'anno, per intenderci, noi siamo sede da anni della certificazione internazionale per l'informatica, l'ICDL, e quest'anno abbiamo aggiunto come il modulo sull'intelligenza artificiale, proprio perché questo aiuta, ed è tra l'altro una certificazione a livello internazionale, quindi aiuta i ragazzi, ma anche noi docenti, ad avvicinarci a questo mondo, perché poi dobbiamo tutti impararlo. E in questo senso il fatto che gli adulti insegnino ai più giovani non è scontato. Spesso e volentieri è importante confrontarsi, noi con la nostra esperienza che li aiuta magari ad affrontare i rischi che non riescono a vedere, ma loro con le loro competenze, a volte le loro capacità, che vanno anche al di là delle nostre. Quindi anche questo è per noi molto importante, sempre nell'ottica di focalizzarci sull'individuo studente con il suo approccio, la sua visione, che reputiamo fondamentale e prioritaria. Professor Schena, ancora si parla chiaramente di centralità della persona. L'università ha dimostrato in questi anni di essere per tutti, per tutte le età. Ci sono diversi iscritti anche in età adulta che decidono di mettersi in gioco. Chiaramente un'università inclusiva, aperta a tutte le persone con disabilità, e poi vedremo anche un servizio che riguarda la casa circondariale di Montorio. Ma partiamo appunto da questo aspetto, un'università per tutti, dobbiamo sottolinearlo questo. Sì, possiamo dire che anche questo è un po' un risultato delle tecnologie, perché la tecnologia ci permette anche di allargare appunto le opportunità da offrire ai diversi partecipanti, all'università, e ci permette di allargare le opportunità per diverse comunità. Mi piace dire che sono delle comunità di studio, cioè quella fatta dagli studenti e studentesse in età
tipicamente di studio, poi sono altre età, ma anche altri tipi di persone che magari non pensavano di potersi avvicinare all'università e che invece possono vedere l'università tecnologicamente avanzata, e devo dire che Verona da questo punto di vista ha, come dire, un assetto estremamente attivo, dinamico. Dobbiamo anche ringraziare tutti i gruppi sia di docenti che di tecnici che garantiscono aggiornamenti continui delle nostre piattaforme appunto tecnologiche e informatiche, che permettono di raggiungere tutti, persone con diverse abilità, ma anche comunità che uno potrebbe non pensare. Per esempio io sono molto legato ovviamente alla comunità degli studenti atleti e studentesse atlete, che fanno un doppio lavoro, hanno un doppio stimolo, un doppio impegno, e quindi devono essere, come dire, supportate, non facilitate ma supportate, e ne abbiamo parecchi, abbiamo oltre 100 a Verona, qualcuno anche diciamo con esperienza olimpica e paralimpica recente. E questo allargamento delle comunità, devo dire, faccio un altro pensiero, condivido un altro pensiero. Siamo di fronte nei prossimi anni a un calo demografico che diventerà rilevante anche per noi, lo è già per la scuola primaria e un po' per la secondaria di primo grado, lo diventerà per l'università, e l'unica soluzione che ci permetterà di tenere una certa qualità è quella di aumentare la percentuale. Se i numeri sono più piccoli bisogna aumentare la percentuale, andando anche verso quelle popolazioni, quei gruppi di persone che magari appunto oggi non pensano all'università, penso anche persone che magari sono di famiglie che sono immigrate e che poi stanno a Verona da tempo, ma che non pensano all'università perché nella loro cultura non c'è lo studio universitario, e che invece sono sicuramente ottime studentesse e ottimi studenti che noi dobbiamo avvicinare anche attraverso le tecnologie, anche attraverso una politica universitaria che sia inclusiva nel senso ampio e più valoriale del termine. A proposito di inclusività, vediamo questo servizio realizzato proprio nelle scorse ore, perché è stata presentata a Palazzo Giuliare un'iniziativa che vede appunto coinvolta la casa circondariale di Montorio. L'umanità è uno dei passaggi fondamentali del mio mandato, poter dare la possibilità a persone che desiderano, a donne e uomini, la possibilità di potersi riabilitare, ma creando un lavoro, perché certo si riabilita ma poi uno esce, finisce la sua pena, e che cosa fa? L'Ateneo è come punto di aiuto reale, un aiuto per poter dare appunto a questi detenuti la possibilità un domani di riabilitarsi completamente, dandogli un lavoro o una professione. Ho trovato molto interessante, ringrazio tutte le persone che hanno collaborato, dalla direttrice, dal provveditore a tutti, l'assessore Zivelonghi, questo accordo in comune con tutte le varie istituzioni per poter arrivare a poter partire. Ci saranno dei tutor studenti, tutor che sono dei docenti, perciò c'è un grande entusiasmo umano per poter arrivare a questo tipo di soluzione che ritengo sia doveroso che un rettore debba fare. Mettiamo appunto in relazione la comunità esterna, in questo caso l'università, con quello che è il mondo penitenziario. Lo scopo è quello finalizzato proprio a fornire, a dare questa pari opportunità anche alle persone recluse di poter concludere, continuare, iniziare un percorso di studi, proprio perché rientra in quello che è il principio dell'articolo 27 della Costituzione, secondo il quale la pena deve tendere alla rieducazione per il futuro reinserimento sociale. Uno degli elementi del trattamento proprio per l'inserimento sociale è lo studio di ogni ordine e grado. Un'iniziativa, professor Schiena, che è stata presentata proprio nelle scorse ore e che, come diceva il magnifico rettore Nocini, insomma va incontro alle esigenze di persone che hanno sbagliato evidentemente, se si trovano in carcere, ma che comunque attraverso lo studio hanno una possibilità di riscatto. Assolutamente, noi siamo orgogliosi di questa iniziativa, riteniamo che completi in modo importante e forte il mandato che il rettore Nocini sta perseguendo con la sua dinamicità, di proprio fare dell'università
di Verona, un'università anche per Verona, e quindi Verona in tutte le sue dimensioni, per tutte le sue comunità, e quindi pensiamo di sostenere queste altre iniziative anche attraverso le tecnologie, come ci ricordava prima l'assessora. Dobbiamo usare tutte le tecnologie mantenendo però la qualità della formazione, perché poi alla prova del lavoro, alla prova dei fatti, alla prova dell'applicazione ci viene chiesto conto di quello che abbiamo fatto, viene chiesto conto in realtà a chi si è laureato, ai laureati e ai laureati, non a noi direttamente, ma loro sono i nostri testimoni. Per cui un altro tema veramente con cui voglio concludere con questo, qui abbiamo molta attenzione. Prima si parlava di esperienza, no? È che l'attività universitaria è di studio, sui libri, su tutte le nuove piattaforme e tecnologie, ma è anche un'esperienza da vivere nella comunità del lavoro e anche poi nella comunità studentesca, che ha un suo valore anche come fase, come periodo della vita. Non è mica da scartare questo aspetto di qualità della vita studentesca. Grazie professore. Torniamo da Ceschi, poi siamo verso la fase conclusiva di questa puntata, poi ci sarà occasione per la chiosa finale, appunto sempre dell'assessora La Paglia. Ceschi, dicevamo, un'università che è inclusiva ma che comunque cerca di intercettare le diverse comunità di studenti, come le ha definite il professore, per evitare anche un fenomeno un po' preoccupante che negli ultimi anni si è accentuato soprattutto nella fascia medio-giovane d'età, che è quello della dispersione scolastica. Bisogna rendere le scuole e i percorsi formativi sempre più attrattivi, insomma, per motivare gli studenti, per evitare che perdano qualche treno, no? È un tema che mi ha appassionato molto negli ultimi anni, perché non avevo mai assistito direttamente a questo fenomeno. Cioè, nella piccola scuola in cui sono coordinatore mi è capitato di accogliere studenti che avevano esperienze di abbandono a livello di scuola media, e uno dice: ma con tutta l'offerta che abbiamo, con tutta l'innovazione che mettiamo in campo, con la formazione, com'è possibile questo? Le risposte che mi sono dato io sono che i fattori principali sono due. Insomma, secondo me c'è da un lato un'eccessiva proiezione in età troppo giovane nel mondo virtuale, e un malessere grave che alle volte si combina contemporaneamente invece nel mondo reale. Cioè, un malessere nell'ambiente scolastico, un malessere nei rapporti tra compagni, che è dovuto a vari fattori sicuramente, ma spesso così viene generato da quel clima di poca cura che talvolta i nostri ambienti mettono in campo. Nel senso, la poca cura da cosa nasce? Dal fatto che ognuno fa la sua parte, punto. Ma la complessità dei giovani, dei ragazzi, delle ragazze di oggi invece richiede, come dicevamo nel corso di tutta la trasmissione, un approccio nuovo. E questo fatto, ecco, è fondamentale, perché se noi cominciamo ad avere anche in una situazione di calo demografico difficoltà di questo tipo, ragazzi che si perdono, ecco, sicuramente non diamo una buona offerta formativa al nostro contesto giovanile. Magari un ritorno anche, come diceva l'assessora La Paglia, un po' all'origine per quanto riguarda anche i rapporti, le relazioni, sì, il virtuale, ma insomma godiamoci di più anche il reale, no? Un po' alla volta imparare a gestirlo, perché c'è e non si può, quindi fa finta che non ci sia, quello sicuramente. Però attenzione, ecco, con le dovute cautele. Grazie direttore. Un ultimo contributo di Mariangela Icarelli proprio contro la dispersione scolastica, e poi andiamo verso la chiusura. Ecco, un altro tema che potremmo trattare sicuramente, prima di arrivare magari a una riflessione conclusiva sul liceo che ha l'onere e l'onore di dirigere, il Galileo Galilei. C'è un tema ampio sulla lotta alla dispersione scolastica. I dati purtroppo preoccupano da questo punto di vista, ci sono per vari motivi e per vari fattori degli abbandoni, e bisogna contrastare questo fenomeno negativo, e anche qui ci sono delle risorse che
aiutano in qualche modo ad attivare delle strade, dei percorsi che invertono la rotta. Certo, innanzitutto tengo a sottolineare l'impegno davvero encomiabile e altamente professionale dei dirigenti scolastici di Verona per realizzare queste progettualità, che sono progettualità obbligatorie, cioè i fondi vengono di fatto assegnati alle scuole e tutte le scuole devono utilizzarli, e con i dirigenti, i docenti, i DSGA, quindi i direttori dei servizi amministrativi e il personale di segreteria. È stato davvero, perché siamo ancora in piena in ballo, come si suol dire, è stato uno sforzo davvero eccezionale. E l'ultimo PNRR è arrivato da poco in tutte le scuole, ma alcuni istituti tecnici, professionali e i licei artistici avevano già avuto una prima tranche. È un finanziamento molto consistente sulla cosiddetta riduzione dei divari territoriali. È un finanziamento che supporta attività formative per i ragazzi, anche attività di 1 a 1, quindi attività di coaching, mentoring, supporto disciplinare o in piccoli gruppi, proprio per contrastare la dispersione e anche affrontare quei gap che le prove Invalsi nelle ultime 2 edizioni hanno evidenziato, no? Quindi una sorta di calo nelle competenze di base degli studenti, quindi anche in questa direzione vanno questi finanziamenti che adesso dobbiamo progettare. Assessora, affidiamo a lei un po' la conclusione di questa puntata, dopo avremo un altro evento da segnalare, ma chiuderemo qua gli interventi. Dicevamo di soppressione scolastica, le sfide sono tante legate alla scuola, però insomma il Comune è impegnato per contrastare, diciamo, anche questo fenomeno, oltre alle tante altre criticità che ci possono essere. Lei, mi sembra di capire, è ottimista, nel senso che cerca di affrontare sempre le varie sfide proponendo soluzioni più che interrogarsi, no? E rimanere lì fissi su i tanti problemi che ci possono essere, perché poi quelli ci sono, ci saranno sempre probabilmente. Io penso sia il nostro dovere farlo. Noi abbiamo creato una rete con le reti scolastiche, l'università, soggetti del terzo settore, eccetera, e che ha esplicitato gli obiettivi di questo nostro lavoro di coprogettazione della qualità e l'inclusione. Qualità dei nostri servizi scolastici e quindi io poi, come dire, anche la parte dello 06 e inclusione. Io sto ricevendo tante richieste di genitori che lamentano la mancanza delle ore di sostegno, e questo è un tema che pongo proprio, che limita il diritto allo studio, e non dipende dai comuni, però mi sento in dovere di porla come questione, di rappresentare con forza quello che questi genitori rappresentano, perché qualità e inclusione sono i nostri obiettivi. Dove possiamo farlo direttamente lo abbiamo fatto, penso per esempio ai centri estivi, dove cambiando metodo di iscrizione abbiamo fatto emergere la domanda sommersa, che adesso ovviamente dobbiamo anche gestire, però c'è un tema di accesso alla servizi, e le famiglie in povertà educativa spesso hanno questo come primo livello di ostacolo: l'informazione e la possibilità di accedervi. Quindi anche qui all'ente pubblico o alle istituzioni di vari livelli rimuovere questi ostacoli. Dopodiché sull'inclusione quello che noi ci siamo trovati è un aumento anche significativo delle richieste appunto di accogliere ragazzi con le disabilità o le difficoltà più varie. Il tema di come modificare i nostri servizi perché siano servizi per tutti e per tutte, come una gita scolastica debba essere per tutti e per tutte. Questo, come dire, pare banale ma non lo è. Abbiamo fatto un progetto e scusate se faccio anche degli esempi molto pratici, però sono molto orgogliosa. Con la ASL e il Rotary abbiamo portato avanti una progettualità finanziata dal Comune di Verona
per uno screening sulle difficoltà dell'apprendimento e DSA già in prima elementare, con un percorso quindi gratuito per tutte le famiglie della logopedia. Questo permette ai ragazzi di scoprire una propria fragilità già nel primo anno di scuola. Questo vuol dire evitare comorbilità, evitare di avere un percorso ad ostacoli e scoprire di non realizzare se stesso facendo quindi intercettare precocemente quella che potrebbe essere una difficoltà che si ripercuoterebbe sul gruppo classe, eccetera. Ora è semplicemente un mettere a terra le conoscenze scientifiche che ci sono, anche la parte della salute estremamente rilevante e delle neuroscienze, e farla arrivare a quelle famiglie che ne possono aver bisogno. Io penso che appunto abbiamo tanti strumenti a nostra disposizione. Verona è ricchissima da questo punto di vista, si tratta di incrociare bisogni e opportunità. E allora, prima di lanciare un ultimo contributo, perché abbiamo aperto con la Gran Guardia, con le giornate della didattica, chiuderemo con la Gran Guardia, io saluto i miei ospiti, li ringrazio per essere stati con noi, a partire da Elisa Lapaglia, assessora alle politiche educative e scolastiche del Comune di Verona, il professor Federico Schena, delegato alla didattica e allo sport dell'Università di Verona, e poi Damiano Ceschi, che è il direttore della cooperativa Cultura e Valori, nonché dirigente anche della scuola Perucci. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Dicevamo, abbiamo aperto con la Gran Guardia, chiudiamo con la Gran Guardia perché c'è un evento che toccherà proprio domenica 29 e che interessa l'Istituto Design Palladio. Sentiamo Giacomo Cristini. Andrei a chiudere magari con un commento da parte di Giacomo, ma poi anche con Raffaella, per un evento importante a cui tenete molto, che si svolgerà proprio domenica, questa domenica 29 se non sbaglio, settembre, sì. In Gran Guardia, un momento celebrativo per la consegna dei diplomi e delle tesi, è un momento davvero significativo per la scuola, ma anche per gli studenti, le studentesse e le loro famiglie. Assolutamente, è una cosa che ogni anno è quasi un momento, gli studenti arrivano, celebrano tanto il diploma e poi celebrano anche gli eventi posteri, è un evento speciale perché noi riteniamo che gli studenti non vadano soltanto accuditi a livello di docenza, ma vadano anche celebrati in un certo senso. C'è questa presentazione alla Gran Guardia nel quale noi presentiamo tutti quanti i lavori di tesi dei nostri studenti per l'anno che ovviamente si sono diplomati, c'è la consegna poi ovviamente del diploma, e noi lo riteniamo un evento quasi più familiare che di pura burocrazia e presentazione. È un momento nel quale noi vogliamo che gli studenti si sentano effettivamente, gli si faccia quell'applauso, ma che non è soltanto il battere delle mani, è un modo per salutarli e per spingerli. Lo prendiamo anche come una maniera per accogliere invece gli studenti che vengono durante l'anno a venire sostanzialmente, quindi è anche una cerimonia di inaugurazione dell'anno, possiamo dire, e è ormai una tradizione sostanzialmente, e speriamo che rimanga il più lungo possibile. E augurando allora a tutti i diplomati e diplomandi dell'Istituto Design Palladio, che celebreranno questo evento particolare e tradizionale in Gran Guardia, noi ci salutiamo, vi ringraziamo per aver seguito questa puntata di Focus Verona Economia. Torneremo la settimana prossima, sempre di giovedì, sempre alle 21:15 su Radio Adige TV. Buona serata.